L'idea di mettere in scena un'opera lirica dedicata ad Edoardo era un mio grande desiderio. Con Fenice Festival abbiamo messo in scena Napoli è milionaria, il sequel di quella che era la grande commedia di Edoardo, su testo di Monsignor Doriano De Luca e le musiche per due liriche famose di Edoardo, E notte e pensiero miei, musicate dal giovane Riccardo Iozzi Ambrosino, e le grandi canzoni napoletane, anche quelle poco ascoltate, hanno dato vita a quest'opera in chiave lirica. In scena ci sono 12 cantanti lirici, attori, orchestra Maria Malibran, al pianoforte Carlo Berton, per raccontare il destino, cosa ha portato dopo la guerra in questi personaggi. Quello che viene fuori nei grandi personaggi, e soprattutto in quello di Donna Amalia, di cui ne sono interprete principale, il riscatto al femminile. Quindi si può dire che insieme a Doriano abbiamo dato una chiave molto al femminile e siamo molto felici e emozionati di questa grande messa in scena.